Assessore Pizzimenti, a 56 anni dalla tragedia, qual è il messaggio ancora vivo e forte di quest'oggi? Prima di tutto è una tragedia che ha toccato il cuore non solo di questa area ma di tutta la regione. Due, il messaggio è che quando si cerca di violentare la natura reagisce e reagisce come in questo caso in malo modo. Terza cosa è l'ostilità, la volontà dell'uomo di andare contro con l'idea del progresso, contro la natura, contro le cose che erano talmente ovvie in un certo momento, ma pur di arrivare si è sottaciuto, si è stati zitti e in realtà poi è successa la tragedia che conosciamo. Tra l'altro non dimentichiamo che a giugno di quest'anno la Regione ha voluto ricordare in maniera forte, istituendo una legge per la giornata del ricordo delle vittime del Vajont. Anche questo un segnale che dimostra l'attenzione della Regione ad un dramma che ha colpito la comunità intera. Sì, sinceramente sono stato anche sorpreso che non è stato fatto prima, però il 26 giugno in Consiglio è passata la legge, è stata istituita la giornata del ricordo della tragedia del Vajont per dare una concretezza a quello che è successo. In che senso? Che il ricordo non vada a svanire, ma che sia un momento di riflessione con tutte le istituzioni, con gli enti locali, con le istruzioni, con le associazioni, tutti quelli che sono i personaggi e le categorie che possono dare un contributo per il futuro alle nostre generazioni, alle nuove generazioni, per far capire cosa è successo e soprattutto cosa non bisogna fare nei prossimi futuri. Con un messaggio particolare ai giovani, chi questa tragedia non l'ha vissuta, ma è proprio attraverso di loro che si deve perpetuare il ricordo in modo tale che anche loro poi lo propongano ai loro figli per mantenere vivo il ricordo. Assolutamente sì, è un messaggio che viene dato soprattutto ai giovani perché ovviamente non hanno vissuto per loro fortuna questo momento, però non devono neanche dimenticare di questo momento e soprattutto non possono dimenticare neanche quelli che verranno subito dopo dei giovani, perché questo è tramandare una disgrazia che magari può essere un momento di insegnamento.